Seconda parte di 7 in punto. Nella prima parte avevamo un imprenditore, nella seconda parte abbiamo un politico. Qualche anno fa i ruoli erano invertiti, c'era prima la politica e poi arrivava l'impresa. Oggi mi sa che è arrivato il momento. Vi presento innanzitutto Alessio Morosin, presidente onorario di Indipendenza Veneta. È arrivato il momento che la politica ascolti l'impresa. Beh, intanto buongiorno ai suoi ascoltatori e buongiorno a lei. La politica deve, se vuole affrontare il suo ruolo, la sua funzione in modo proficuo per i cittadini, deve guardare al mondo dell'impresa in primis, e sappiamo che oggi la realtà dell'impresa, del mondo del lavoro in genere, quindi imprenditori e lavoratori, è una realtà a dir poco tragica. Siamo in una situazione di assoluta emergenza proprio perché la politica è venuta meno al suo ruolo. Io sono un politico anomalo, tra l'altro, nel senso che sono portatore di idee politiche, non ho ruoli istituzionali. Anzi, direi che sono un rivoluzionario democratico, se si può dire così, e si può, perché c'è necessità di un cambiamento radicale, di un cambiamento appunto in modo democratico, quindi attraverso il consenso della gente, la famosa sovranità popolare, tanto declamata e poco applicata, e la necessità quindi di dare alla politica uno scossone veramente alla base. Bisogna cambiare il sistema, è il sistema che non funziona. È il sistema che è imploso, è il sistema che non corrisponde più a quelle che sono le aspettative e le esigenze dei cittadini. Io, dal mio punto di vista, io sono un indipendentista, uno che crede che il futuro stia attraverso un ripensamento dell'Europa dei popoli, partendo dalle patrie cosiddette regionali, da quelle realtà che hanno storicamente dimostrato di avere una forte identità, una identità economica, identità sociale, identità anche di valori, se mi consente, perfino di lingua, anche se qualcuno nega, per ripartire non contro qualcuno come in passato, fino a un passato recente, si è fatto. Non mi piace ricordare. Un anno e mezzo fa? Sì, diciamo, quando si diceva Roma ladrona e amenità del genere. Ancora si parla di referendum, di uno statuto di autonomia. Calma, non mi confonda lei le acque, perché lei è bravissima come giornalista, però la comunicazione deve essere chiara. Oggi in Veneto parliamo di un referendum per l'indipendenza del Veneto, perché il Veneto, quindi il popolo e il territorio del Veneto, diventi uno Stato indipendente protagonista nel cambiamento in Europa. L'Italia ha finito il suo ruolo e non è che ce l'abbiamo con l'Italia. Che il Veneto e tutte le altre regioni diventino degli Stati indipendenti. Torniamo questo è un punto viziato. All'Italia prima del 1860. Torniamo ad una situazione, casomai prima del 1866, perché il Veneto, come lei sa, è entrato a far parte dell'Italia quando l'Italia già esisteva, e quindi questo è interessante. Però lei mi offre il destro per spiegare una cosa che non ha bisogno di esplicazioni giuridiche o storiche particolarmente colte e robuste o importanti, perché effettivamente lei ha detto bene, l'Italia ha avuto il suo avvio come ordinamento con i Savoia nel 1961 e tale si chiamava. Ho detto 900, sì. Beh, un lapsus evidentemente. Se non sbaglio c'era già la Repubblica. La vita dell'Italia è così modesta, è talmente così povera. Rimosso l'idea della nazione, che proprio... L'idea dello Stato, la nazione per me esiste come nazione veneta e altre nazioni che ci sono in Italia, lo diceva Cossiga peraltro, ma non mi faccia andare fuori tema. L'Italia è partita come ordinamento istituzionale nel 1861. E tale si chiamava Italia, escludendo il territorio veneto, che era una realtà che apparteneva con un suo governatore e il suo viceré all'impero asburgico. Quindi siamo entrati 5 anni dopo il referendum, anzi il plebiscito del 22 ottobre 1866, e ci siamo aggregati all'Italia subendo le conseguenze che tutti oggi stiamo vedendo. Questo è molto importante che lei dice, una cosa estremamente importante. Primo perché se ce ne andiamo dall'Italia, come ce ne andremo in modo democratico, pacifico, con un sistema evidentemente referendario ed elettorale, non toglieremo nulla all'Italia, perché l'Italia tornerà al suo status quo ante, come si direbbe giuridicamente, cioè a quello che era prima che il Veneto entrasse a farvi parte. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è facile da capire. L'altro aspetto molto importante che tanti dimenticano, che ha valenza storica e giuridica contemporaneamente, qual è?
è quello che vede, noi non siamo entrati come veneti a far parte dell'Italia che già esisteva da 5 anni in forza di un atto amministrativo o di una azione compiuta a manu militari, cioè con un atto di forza. I Savoia furono costretti nel 1866, che non è una cosa lontana nei tempi, remota. Io cito sempre il mio bisnonno Giacomo Morosin andò a votare quel referendum, quindi non si dica che è una cosa del passato, del tempo di là da venire. Una cosa 3 generazioni indietro. Beh, insomma, 100 anni fa sono comunque un passato lontanissimo rispetto all'evoluzione moderna. Ma qualcuno pensa che sia una cosa dei tempi remoti, invece non lo è così remota. Ripeto, mio bisnonno Giacomo Morosin è andato a votare il 22 ottobre 1866. Perché è importante dal punto di vista storico e giuridico al tempo stesso quel passaggio? E la ringrazio per avermi portato su un profilo che non avevo pensato di trattare, ma con lei è così delizioso allargare gli orizzonti. Facciamo una lezione di storia, una lezione, un ragionamento di storia, non mi piace il termine lezione. Condivido, è un ragionamento, ecco, e non vogliamo essere banali perché non è il caso di essere banali. Stavo parlando di ragioni storiche e giuridiche che si intrecciano. Qual è il punto importante? Qualcuno si sofferma sul fatto che quel referendum, quel plebiscito è stato un plebiscito truffa e l'espressione è del grande Indro Montanelli. A me non interessa molto questo profilo, mi interessa l'altro profilo, ovvero il fatto che l'Italia dei Savoia fu costretta per la diplomazia internazionale di allora, perché non c'era l'ONU nel 1866, fu costretta a chiedere ai veneti, attraverso un quesito referendario, appunto quello plebiscitario, volete voi popolo veneto, anzi si diceva delle Venezie, ed era più corretto perché era più ampio, aderire al Regno Sabaudo, sì o no? Al di là del risultato che sappiamo vergognosamente acquisito con una forzatura, il referendum truffa, non mi interessa. Quello che è importante, ma decisamente importante, è il fatto che si è chiesto, perché la diplomazia internazionale di allora ha imposto questo passaggio riconoscendo che cosa? Riconoscendo il titolo giuridico in capo al popolo veneto di essere consultato prima che qualcuno disponesse suo malgrado o senza la sua volontà per aderire e aggregarsi al Regno Sabaudo. Aggregarsi. Il fatto che ci siamo aggregati in forza di quel referendum non vuol dire che abbiamo rinunciato per sempre alla nostra identità, perché il diritto all'autodeterminazione che noi invochiamo è un diritto che si ricollega a un titolo inalienabile e indisponibile. Quello che appartiene al popolo veneto, mi consenta, finisco, sì. 1100 anni di storia non potevano essere dimenticati dalla diplomazia di allora. Ma perché i veneti dovrebbero avere, i veneti, le Venezie, insomma adesso io non so il territorio che, ecco, perché il Veneto dovrebbe avere questo diritto all'autodeterminazione. Perfetto. E le altre regioni no, e allora dobbiamo scompaginare, è proprio una questione dell'Italia. Il Veneto dovrebbe essere una nazione, mentre la Francia, lo spirito nazionalista della Francia, e anche perché nel 1400 già era una nazione la Francia, eccetera, cioè perché lei cita la Francia, che è un caso un po' particolare dove sappiamo c'è un nazionalismo molto forte, come dovrebbe però essere, anche là c'è la Bretagna che forse non è che sia del tutto estranea. Quindi stati più piccoli? Stati più piccoli? Stati piccoli perché gli stati piccoli sono quelli più efficienti al mondo e quelli che danno maggior benessere ai cittadini, maggior ricchezza, ma soprattutto maggior benessere. Lei sa che nel Bhutan, tanto per fare un esempio, ai piedi del Tibet c'è un piccolo stato dove il benessere dei cittadini non si misura in base al PIL, al prodotto interno lordo, ma in base al FIL, alla felicità interna lorda. Non è una battuta, no. Ma è una cosa interessantissima. Poi lei sa che la stessa Costituzione americana... Basta che questo FIL non dipenda dal PIL. Ma questo è interessante, no, è vero, però oggi il PIL sta creando, come dice anche Papa Francesco, forse un eccesso di regole che danneggiano il PIL e non solo. Ma a proposito di felicità, la stessa Costituzione degli Stati Uniti del 4 luglio 1776, già dalla dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, parla di felicità del popolo. In sostanza, mi concede una dichiarazione? La dichiarazione di dare spazio alla pubblicità, certo, poi torniamo in studio. Ma ho tante cose da dirle. Abbiamo altri 20 minuti, ma adesso ho il break. Prego. A tra pochissimo.
Siamo tornati in studio con l'incontenibile, per chi avesse seguito la prima parte di questa intervista con Alessio Morosini, presidente onorario di Indipendenza Veneta. Ci stava facendo un excursus storico per capire, farci capire perché il Veneto avrebbe questo diritto all'autodeterminazione, ad essere uno Stato indipendente. Stavo dicendo, perché una realtà come quella del territorio del popolo veneto, che ha goduto di sovranità e indipendenza per oltre 1100 anni, con una varia estensione nel tempo, ma comunque 1100 anni, non ha equivalenti nella storia. È un caso senza rivali, proprio non è rapportabile ad altre realtà. E quindi questo fatto crea un titolo storico giuridicamente rilevante, e ripeto, nel 1866 fu imposto il plebiscito proprio perché si riconosceva in capo ai veneti questa realtà storica, quindi questo titolo giuridico di sovranità, il titolo di popolo. Lei pensi che allorché nel 1971 in Italia sono stati approvati gli statuti regionali, le uniche due realtà regionali che nello statuto si vedono riconosciute il titolo di popolo anche dal legislatore italiano, cosa che oggi non farebbe più, sono il Veneto e la Sardegna. Il Regno di Sardegna in effetti era un regno, il Veneto era una repubblica. E le dico di più, nel 2002 l'allora ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga presentò un progetto di legge costituzionale che interessava la sua regione, la Sardegna. E ho detto Sicilia prima, la Sardegna. No, ho detto Sardegna, non ho mai citato la Sicilia. Sì, no, i Borbonici, il Regno delle Due Sicilie non li ho sentiti. E allora, Cossiga, Sardegna, mi sembra che... sono attenta, non sto addormentandomi. No, anzi, io la tengo viva. Anche se poi vorrei arrivare all'oggi. Ma io questo voglio. E quindi lei mi anticipa favorevolmente su quello che è il mio obiettivo, conoscere l'oggi, perché altrimenti parliamo così. Sì. Allora dicevo che Cossiga nel 2002 ha presentato un progetto di legge di riforma costituzionale dicendo che l'Italia è formata da comunità, regioni e nazioni senza Stato. Si riferiva alla Sardegna e al Veneto. È una cosa molto interessante che venga in un progetto di legge, quindi non in un convegno, una chiacchiera, in un salotto, ma in un progetto di legge scritto e firmato dall'allora ex Presidente della Repubblica Cossiga, il quale che cosa ha fatto? Riconosceva semplicemente quello che la storia ha segnato in modo indelebile, che questo è un popolo che ha il suo diritto di autodeterminarsi. Quindi allora concludo. Certificato. Veniamo oggi. No, ho un elemento in più, non ci serviva Cossiga, sta scherzando. No, non c'entra Cossiga. No, lei ci ha motivato. Allora, la ragione il collegamento, siccome dei diritti indisponibili, come il diritto all'identità, il diritto alla libertà, il diritto alla vita, sono diritti indisponibili di cui una persona non può rinunciare, il diritto all'autodeterminazione è considerato dall'UNESCO ormai pacificamente uno tra i diritti indisponibili, come quelli che le ho citato. Quindi non si può perdere, tu ne puoi disporre temporaneamente, così ha fatto il mio bisnonno Giacomo Morosin il 22 ottobre 1866, maledetta data. E oggi io voglio, in forza dello stesso titolo, quindi nulla di nuovo, non è che facciamo la secessione, noi non parliamo di secessione, noi rivendichiamo quel titolo storico a diciamo richiedere ai veneti oggi, in forza di un passaggio storico giuridico, se vogliono oggi essere ancora aggregati al regno, all'epoca era il regno, oggi è la Repubblica Italiana, o tornare ad essere quello che erano, uno Stato indipendente e sovrano. Lei vuole rimettere le porte ad un appartamento che è stato trasformato in loft? Adesso questa immagine, io vedo una villa splendida con un giardino enorme, il Veneto all'infinito davanti. Ma io parlavo il loft l'Italia. Ma il loft è un loft decadente, fallito, che le cui pareti ci stanno cadendo addosso. Noi dobbiamo tornare in ambienti spaziosi, di libertà, dove le istituzioni sono vicine ai cittadini, dove funziona, dove le tasse sono adeguate, non giugulatorie come quelle italiane. Questo è il punto dell'attualità sul quale io vorrei con lei entrare. Che può essere una soluzione. I veneti sono d'accordo su questa linea. Il fatto che, se non sbaglio, in questi ultimi ballottaggi qualche primo cittadino è stato eletto, anche sostenuto tra le varie liste. No, ma non si fermi, questo è un dettaglio. Noi, il nostro obiettivo primario... è condiviso il vostro pensiero? Allora, il nostro perché tra tanti movimenti autonomisti... No, non ci confonda, perché io mi arrabbio. Infatti, c'è un abisso tra i movimenti cosiddetti autonomisti e l'indipendenza. L'indipendenza è una parola chiara, solare,
positiva, non è contro nessuno, perché parlare di indipendenza vuol dire parlare di un qualcosa che vivifica, che fa crescere te, che fa migliorare te e anche tutti quelli che ti stanno intorno. Infatti io dico sempre... E la parola federalismo le fa venire l'orticaria? No, per niente, perché il federalismo, vede, bellissima questa osservazione, lo diceva il professor Mazzarolli, ancora nel 1998, il professor Mazzarolli, illustre accademico all'Università di Padova, professore di diritto pubblico e quindi competente in materia costituzionale, diceva attenzione, ed erano i primi momenti in cui si parlava di federalismo, qui state parlando di federalismo in modo improprio, sbagliato, perché per parlare di federalismo nel senso istituzionale bisogna avere che cosa? I soggetti da federare. E quindi di cosa parlate? Di aria fritta, diceva lui, grandissimo Mazzarolli. E quindi lei dice bene, per 20 anni si io è non ho parlato di aria fritta allora? Certo. E infatti i risultati si vedono perché sono andati a trattare un pseudo-federalismo che... Anche il microfono talmente... ma io, la forza mia sono proprio... Questa indipendenza del microfono anche oggi, che non vuole stare al suo posto. Vede, l'errore... L'audio non si sente se il microfono va da sé. E forse se il Veneto va da sé, può esserci che l'audio nazionale non si senta? Ma può essere una cosa positiva, se dobbiamo sentire le miserie dell'Italia, meglio non sentirle, che i microfoni se ne vadano. In realtà noi non temiamo il confronto, veda, noi amiamo l'Italia turisticamente, ma dell'Italia istituzionalmente non ci interessa più nulla, nel senso che non ci appartiene come schema, come organizzazione, come ordinamento, appunto. È una realtà diversa, ci sta portando al degrado, al fallimento, ci sta prosciugando ogni risorsa, ci sta ammazzando la gente, gli imprenditori, i lavoratori che si suicidano. Cioè sono cose inaccettabili, non possiamo più accettare questa deriva. È una finzione che l'Italia esca dal baratro nel quale si è cacciata e noi dovremmo tenerla in vita per un prolungamento dell'agonia pagando neanche il prezzo, ma stiamo scherzando. Ma non sarebbe egoismo, non può essere visto come un atto di egoismo, tutto sommato. Il Veneto, il nord-est si barcamena rispetto a altre regioni del nord, si barcamena in questo momento e lasciamo andare alla deriva il resto della nazione. Il problema è, vede, è il concetto evangelico della solidarietà. Allora io le chiedo e faccio un esempio. È solidarietà quella se io e lei e tanti altri ci troviamo in una barca che sta affondando dicendo siccome bisogna essere solidali rimaniamo tutti uniti e andiamo a picco assieme? Se invece io e lei, rispetto agli altri, mi metto con lei perché merita di essere salvata, abbiamo le forze e le energie per andare a riva, quindi acquisire e raggiungere la nostra indipendenza, e poi con maggiori risorse, con una barca più bella, torniamo in alto mare ancora a salvare gli altri che ancora forse probabilmente riusciamo a salvare. Questo aspetto mi interessa. È bellissimo. Però deve avere la garanzia di poter andare a salvare gli altri, altrimenti io non abbandono gli altri. Ma lei pensi che noi ci chiudiamo come una monade in se stessa, isolati dal mondo? Indipendenza vuol dire aprirsi al mondo, è una cosa bellissima. Vuol dire finalmente autogestione? Vuol dire indipendenza. Indipendenza vuol dire disporre delle proprie, fare le proprie leggi ed esigere le proprie tasse e quindi... E il Veneto sarebbe soggetto al trattato di Schengen o vogliamo questo mettere lo decideremo. Anche delle frontiere? No, lei sa che esce automaticamente dall'Europa, il che è una cosa anche positiva di questi tempi, e se vogliamo, se lo riteniamo conveniente, tratteremo di entrare in Europa. Se no, al momento ci apriremo, abbiamo mille soluzioni. Una sorta di Svizzera? Molto meglio della Svizzera. Bellissimo richiamo. Lei sa che 2 settimane fa l'agenzia di rating internazionale Fitch, che ha attribuito la valutazione anche alle regioni italiane, al Veneto ha dato la tripla B. Però nel merito della motivazione ha scritto che se il Veneto non appartenesse all'Italia si prenderebbe la tripla A e sarebbe meglio della Svizzera. E capisce che non ha bisogno di commenti una frase del genere. Quindi l'indipendenza, purtroppo l'errore di chi fino ad oggi ha parlato di questioni che non conosceva o non le ha sapute gestire a Roma pensando di andare a trattare. Non c'è nulla da trattare, l'indipendenza ce la prendiamo e poi aiutiamo l'Italia, se lo desideriamo, come possiamo aiutare ogni altra realtà, con le maggiori risorse che avremo. Oggi siamo solo derubati, quindi siamo schiavi, sudditi e pronti solo a pagare. Ogni riferimento che ha fatto qui in quest'ultima parte del discorso è puramente casuale alla Lega Nord oppure... No, ma con la Lega Nord adesso abbiamo tutti i militanti che guardano noi, hanno tutti condiviso il nostro progetto di referendum per l'indipendenza che è in discussione in regione. Il governatore abbia detto di essere è un po' incerto, ha bisogno di essere sostenuto, perché io capisco del ruolo istituzionale che ha, ma noi lo stiamo sostenendo con tutti i mezzi, incontri pubblici. Visto che all'interno del suo partito mi sembra che movimento, nel suo il partito di Zaia ci sia qualche puntello che viene a mancare nei confronti del Presidente. Ma noi non è che dobbiamo esprimere giudizi, abbiamo massimo rispetto ai militanti e soprattutto al Presidente Zaia, che ringraziamo
perché lui 2 settimane fa ha avuto il coraggio, dopo un incontro con noi, di sposare sostanzialmente il referendum. L'ha detto con un po' di ambiguità, ha detto perché se la commissione dei giuristi dice che è legittimo farlo, lo faremo, noi lo garantiamo. È costituzionale, è un procedimento costituzionale. Guardi, domani forse su un quotidiano dovrebbe uscire un mio intervento, se viene ospitatato, dove do una risposta. E non ce la può dare oggi qui. L'anticipiamo allora. Scusi, domani sul quotidiano. Può darsi che no, è venuto la settimana scorsa a Venezia il presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo, il quale ha parlato di riforme costituzionali. E la cosa che ha colpito tutti, non solo me, io particolarmente, perché vedendo l'indipendenza come una cosa bella che va al di là della Costituzione, non contro la Costituzione, che purtroppo si dice che è contro la Costituzione, invece è al di là, è al di sopra. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson infatti è uno di quelli che diceva che ogni generazione, e lui diceva generazione di 19 anni, ha diritto di riscrivere la Carta fondamentale, citazione perfetta, lei è bravissima, caspita, complimenti. Allora dicevo che è venuto il presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo a Venezia a parlare di modifiche costituzionali. Ha detto una cosa veramente che mi ha preoccupato. Pensi che ha detto che all'interno della Carta Costituzionale italiana ci sarebbero 5 principi supremi che riguardano la sovranità popolare, l'indipendenza della magistratura, poi ha detto il diritto alla salute e i diritti fondamentali della persona, e poi me ne sfugge un altro, ma comunque. Ma gli articoli, quelli canonici che impariamo tutti a scuola? I principi supremi, ci sono 5 principi supremi e sono questi che le ho citato. Ha detto questi principi supremi non sono nella disponibilità nemmeno del legislatore ordinario di modificarli, perché dice diciamo, il potere costituito, quello attuale, non ha capacità costituente, dice. Solo la Corte Costituzionale, cioè i sommi sacerdoti loro, hanno il diritto di valutare se eventuali norme sono conformi o meno a questi principi sommi. Io credo che sia pericoloso, cioè la sovranità popolare viene prima di ogni altra cosa, altrimenti abbiamo lo Stato apparato che viene prima dello Stato comunità. Abbiamo la legge come concetto formale. Quindi meglio la decisione di un referendum popolare piuttosto che la valutazione della Corte Costituzionale. No, sul punto del referendum io ho un'opinione ancora più avanzata. La Corte Costituzionale è semplicemente incompetente in questa materia. Non è che noi stiamo qua così appesi, ansiosi di attendere se sarà impugnato davanti alla Corte Costituzionale, di vedere cosa dice. La Corte Costituzionale non ha parola su questo argomento. Perché? Il nostro non è un progetto che confligge con la Costituzione, è sovracostituzionale, è al di là, si richiama al diritto internazionale, la Carta dell'ONU, l'articolo 1,2 e l'articolo 55 e ai patti successivi, quindi le fonti giuridiche della nostra iniziativa, che è quella che sostiene il progetto di legge 342 in discussione in Regione, sono fonti che sono superiori. La Corte Costituzionale deve dichiarare la sua incompetenza. Io so che qualche costituzionalista gli si rizzeranno i capelli e quindi si dirà sbalordito, ma questo è l'argomento sul quale noi lanciamo, non da soli, perché evidentemente non siamo degli spaventapasseri improvvisati che vanno in televisione, a una grande televisione come questa, una brava presentatrice, a raccontare un po' di favole. Non siamo adesso, Alessio Morosini ha una lunga storia, non è la prima volta che abbiamo dietro dei pensatori, dei giuristi anche internazionali, abbiamo una storia della giurisprudenza internazionale della Corte di Giustizia, abbiamo tutti gli strumenti per far valere questa tesi, che oggi è un po' sconosciuta, diciamo, un po' anche derisa all'inizio. Eravamo derisi anche quando abbiamo presentato la risoluzione 44, quando abbiamo presentato il progetto di legge. In questa dimensione storica, in questa valutazione, in questa considerazione sovranazionale, più europeisti certo, degli italiani stessi. Non solo siamo più europeisti degli italiani, ma noi daremo vita veramente, potremmo dare vita, abbiamo l'ambizione di dare vita a un'Europa dei popoli, tra l'altro non da soli, vede la domanda, altra battuta perfetta, puntuale. Assieme a noi ci sono i catalani e ci sono gli scozzesi. Gli scozzesi il 18 settembre dell'anno prossimo, 2014, faranno un referendum che
esercitando il diritto all'autodeterminazione, che è un diritto sovranazionale, non è un diritto della Costituzione della Gran Bretagna, gli consentirà di esprimersi se rimanere uniti alla Gran Bretagna o se tornare ad essere una realtà indipendente, come lo erano molto più lontani rispetto alla nostra Repubblica Servissima. Allora, quello che sta dibattendo in questo momento il nostro Presidente del Consiglio del Veneto, ma anche Presidente del Consiglio dell'Italia, certo, al G8, che funzione ha in questo momento? Sono cose che lasciano il tempo che trovano, non c'è nessuna, non stanno facendo la storia, questi reggono una realtà ormai che è fallita. Io ho anche rispetto per chi si affatica sullo scenario italiano, ma questo è uno scenario fallito. L'esempio della Grecia, che noi stiamo seguendo a distanza di 6 mesi, se lei va a vedere la storia della Grecia degli ultimi 2 anni, lei vedrà che siamo sempre 6 mesi più indietro, nel senso che quello che è accaduto... Adesso chi lavora nel servizio pubblico televisivo trema secondo queste sue indicazioni. Ma è così la storia, ma potrei dirla e cito a volte anche casi drammatici. Lo Stato non ha più i soldi per pagare i suoi debiti, questo è un dato risaputo, l'ha detto il Ministro dell'Economia che devono aumentare l'IVA altrimenti gli mancano 8 miliardi di euro. Ma lei ha guardato il contatore del debito pubblico a che livello è arrivato? Come il Veneto autonomo, Stato indipendente? Indipendente, bisogna che anche i giornalisti comincino a parlare bene. Come il Veneto indipendente può aiutare l'Italia allora? Le ho detto, quando saremo indipendenti potremo portare l'IVA al 15%, le imposte dirette non oltre il 20%, lei capisce oggi paghiamo il 58%, non possiamo più competere, le nostre imprese sono costrette tranne... Quindi 15% l'IVA e il 20%, massimo 25% di imposte dirette. Secondo calcoli che abbiamo già fatti, abbiamo un residuo fiscale di 20 miliardi all'anno, in realtà è una somma impropria perché ai 20 miliardi bisognerebbe aggiungere i 9 miliardi di interessi sul debito pubblico che non abbiamo creato noi, quindi sono quasi 30 miliardi di residuo fiscale considerando i valori in modo corretto. Su 5 milioni di abitanti che è il Veneto vuol dire 6.000 euro a testa all'anno che io e lei paghiamo. Una famiglia di 4 persone, 6 per 4, 24, lascia in termini di servizi, minori servizi o di maggiori costi, 24.000 euro all'anno una famiglia di 4 persone lascia allo Stato, dopo aver pagato tutte le tasse, perché qualcuno dice ma sono le tasse. No, signori, il residuo fiscale è il di più. Dopo aver pagato tutte le tasse, tu lasci allo Stato una famiglia di 4 persone lascia all'anno 6 per 4, 24, sì. 24.000 euro. In 10 anni sono 240.000 euro. È una delle case più belle che uno possa avere. Regalate, anzi rubate dallo Stato, non regalate. E con questo residuo fiscale che cosa si potrebbe fare? Cose infinite. Lei pensi, un suo bravo collega in un'intervista tempo fa mi diceva ma dice, se siete indipendenti, il Mose come ve lo pagate? Dice che costa. Beh, ce ne facciamo 2 all'anno di Mose con questi soldi. 3 ce ne facciamo, cioè è una somma enorme, è una somma incredibile. Ed è prevista anche un'azione di solidarietà al resto d'Italia. Non c'è dubbio, ma non c'è dubbio che noi non è che ce ne andiamo sbattendo la porta, vogliamo istituzioni nostre ma troveremo forme di solidarietà perché non possiamo negare che abbiamo un vincolo di lingua, un vincolo di storia, bene o male è una madre maligna che ci ha derubato di tutto, però i figli di questa madre non sono colpevoli di istituzioni fallite, quindi saremo magnanimi, però magnanimi ho detto, non è che ci prendono dalle tasche come oggi, daremo noi quello che riterremo di dare, che è una cosa diversa. Quali altre regioni d'Italia possono ambire ad una situazione analoga a quella del Veneto? Perché, o avete la presunzione di essere gli unici, al di là della storia, gli unici, cioè che il Veneto possa essere l'unica nazione indipendente autodeterminata? Allora, intanto noi non ci poniamo i problemi del resto dell'Italia. No, ma così però indubbiamente, sicuramente certo. le 2 isole hanno le caratteristiche per essere 2 realtà indipendenti. Per affondare? Ma certamente, ma io credo che i siciliani si governerebbero con molto più responsabilmente se dovessero pagare loro tutti i servizi che hanno. Quindi è vede, anche in questo senso, l'indipendenza è una forma di responsabilità. Indipendenza non vuol dire egoismo, vuol dire maggior responsabilità. Vuol dire spendo quello che ho, non quello che mi danno gli altri o che rubo agli altri. È una cosa straordinaria. In fondo l'Europa è quello che chiede all'Italia, perché il procedimento di inflazione... Come in una famiglia che si rendono i figli indipendenti nella gestione dei denari. L'indipendenza è un progetto positivo, non è contro nessuno, sarà un esempio virtuoso per tutte quelle realtà italiane che vogliono poi imitarlo, ma non solo.
consentirà, solo così si potrà far nascere finalmente l'Europa dei popoli, con un Parlamento legiferante, con una politica estera, una difesa unita. Oggi, come vede, la politica estera e la difesa non hanno una gestione unitaria, perché ogni Stato nel suo egoismo vuole esprimere la sua linea politica. Se invece il Veneto non ha bisogno di una propria politica estera, potrebbe delegarla a uno Stato europeo federale. Ecco, vede che l'indipendenza del Veneto farebbe nascere l'Europa federale. Gli Stati Uniti d'Italia. Gli Stati Uniti d'Europa. Perché lei ragiona in piccolo, lei che ha un pensiero grande? Gli Stati Uniti d'Europa nasceranno solo col Veneto indipendente, con l'Italia fallita, con la Grecia fallita, con la Spagna fallita, con la Gran Bretagna fallita, non si farà assolutamente nulla. Io ringrazio Alessio Morosin per questa verve, presidente onorario di Indipendenza Veneta. Ringrazio voi per averci seguito in questa mattinata. Durante il telegiornale torniamo domani mattina. Grazie, arrivederci. Buongiorno.